Oggi avremmo voluto mettere al centro il tema del disastro che ha investito le foreste del Veneto, che coprono quasi il 25% della superficie della nostra regione. Sono foreste ricche, molto colpite, e abbiamo bisogno di potenziare tutta la filiera delle imprese e delle competenze per riuscire a portare fuori da questi boschi probabilmente 1 milione e mezzo di metri cubi di legname. È un'impresa molto impegnativa. L'abbiamo scritto in una mozione chiedendo alla Giunta una serie di impegni a potenziare le imprese che saranno chiamate a portare fuori questo legname. Il secondo punto è un appello perché ci vuole manodopera, ci vogliono operatori. C'è un decreto dignità che vincola le assunzioni a tempo determinato, deve essere derogato perché altrimenti non si può fare questa operazione. E il terzo punto è la lotta al cambiamento climatico, questo ci impegnerà sul medio e lungo periodo. Ci sono dei fondi sul programma di sviluppo rurale che possono essere dirottati sulle misure che riguardano le foreste, credo che ce ne vorranno almeno una decina di milioni, e poi non si butti quel che era stato fatto dal governo precedente con Italia Sicura. Ci sono più di 150 milioni per la sicurezza e la difesa del suolo. Questo è un appello perché questo governo utilizzi il buono che ha fatto il precedente. Le politiche regionali devono adesso tendere a tutelare questi boschi, a reimpiantarli e a tutelare anche la fauna selvatica. Le politiche della regione però devono concentrarsi anche sulla lotta ai cambiamenti climatici, quindi intervenire nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei trasporti per combattere e limitare al massimo quelle che sono le emissioni della CO2 in particolare, ma anche del metano. Tutto ciò però deve essere fatto coerentemente anche con le politiche nazionali e le politiche europee. Una critica che mi sento di fare però nei confronti di questa amministrazione regionale, che dovrebbe parlare di più con le proprie rappresentanze a livello europeo, perché qui stanno cercando di contrastare gli effetti del cambiamento climatico, i disastri che ci sono stati, però in Europa votano sempre contro tutte le direttive e i regolamenti utili a contrastare i cambiamenti climatici. Il secondo appunto che faccio è nei confronti del ministro Costa, ministro dell'Ambiente, che si è dimostrato totalmente assente e non ha detto una parola su tutto ciò che è accaduto a livello ambientale qui in Veneto, un massacro di boschi, un massacro di alberi, un massacro di animali, e questo ministro dell'ambiente ancora non ha detto niente.